Isole ecologiche ad Agrigento, ci risiamo e diventa davvero incredibile la storia che riguarda questo tipo di strutture che dall'oggi al domani spariscono creando disagi e malumori tra i cittadini. Una vergogna è diventata già l'isola ecologica di Fontanelle, dove rimane la discarica davanti alle scuole e nulla cambia malgrado una denuncia alla Procura della Repubblica presentata tempo fa dal Consiglio di Istituto. Ebbene, è rimasta aperta solo per qualche giorno l'isola di Piazza Ugo La Malfa e quando sembrava finalmente risolto il problema del deposito, tra l'altro di pannolini e pannoloni, ecco tornare improvvisamente lo stop per i cittadini. L'assessore all'ecologia del comune di Agrigento, Nello Amel, si è affrettato a dichiarare che si tratti di problemi burocratici che hanno costretto alla chiusura dei cancelli. Ma quello a cui i cittadini non credono è la temporaneità del provvedimento, visto che la stessa cosa l'assessore Amel aveva detto per quanto riguarda Fontanelle, dove l'isola avrebbe dovuto riaprire in poco tempo ed invece siamo ancora qui a riportare le lamentele della popolazione per la piazzetta trasformata in una discarica a cielo aperto. Una situazione che dal comune insomma non riescono a risolvere. Così le isole ecologiche ad Agrigento stanno diventando un incubo per gli agrigentini, molti dei quali lunedì, ad esempio, non hanno avuto ritirato i cestelli con la carta e il cartone. Insomma, la raccolta differenziata continua a suscitare nel capoluogo vignette che la dicono lunga sul modo di gestire il servizio da parte del comune, differenziata come una comica, insomma. Ricordiamo che l'isola ecologica di Piazzale Ugo La Malfa era stata riaperta appena giovedì scorso.